Bentornati ancora insieme, una puntata molto bella, direi poetica, che si ride con Benito ma poi si riflette, ci si diverte con le danze dei gruppi ospiti, insomma una puntata di primo piano. E tra l'altro adesso abbiamo un brano bellissimo, Ambra, sei d'accordo? Eh sì, e direi che visto che possiamo sfruttare Bobò Renuvoli, che con noi chiederei proprio a lui di darci qualche nota, perché adesso ascolteremo Anninnia e questo è un omaggio a Ciusa e noi tra poco vedremo proprio la madre dell'ucciso che voi avete voluto anche proprio presentare con una ragazza del vostro gruppo. Sì, questo canto rappresenta una delle mie prime intuizioni con corali e poetiche e chiaramente l'ispirazione non poteva essere che a questa madre dell'ucciso di Ciusa, che è anche, se vogliamo, la Gioconda sarda, per quello che può rappresentare in ciascuno di noi. Quindi il brano è molto forte, ecco, non è una semplice anninia, ma è qualche cosa che impone a ciascuno di noi una riflessione forte. Noi abbiamo infatti ascoltato questo brano in prova, è bellissimo, in qualche modo restituisce un'anima a questa statua bellissima, a questa opera, e l'ascoltiamo insieme, il coro Soscanarios di Nuoro. Oh Ninnia tesoro, cosa mesur non sapo, de su bene chi tapo, minne pranghe su coro. Sposa prangenne su chi no est orrau como ite servau pizziche du sugenne. Un affetto cubau, non ma cosa coi cara, si a nessuno lunara, ite manue stimau.
Grazie agli amici del coro Soscanarios. Prova microfono, signora Desolina. Guardi, sono veramente commosso di questa canzone. Questo Bobore Nuvoli veramente è un bravo poeta. E siamo d'accordo con lei. Però non lo dica così tristemente. No, perché lo altrimenti- dico triste perché veramente, cioè adesso scherzi a parte, no, non è quella trasmissione, è un'altra. No, è un No, altro, non questo è Sardegna siamo- Canta. Sardegna Canta. E veramente, Bobore Nuvoli riesce a muovere i cuori sia in allegria che in tristezza, veramente. Ascolti Vabbè, una cosa, insomma, aspetta, Ambra. sembrerebbe un complimento.